raggiunto Greta, che sicuramente chi vede TikTok, chi segue questo canale social, conoscerà anche Tic Tac Furlan. Però per stimolare la curiosità, Greta ci racconta che cosa fai su TikTok. Allora, in realtà su Tic e Tac Furlan su TikTok io cerco di insegnare il friulano, però l'importante è il segreto è divertirsi, quindi cerco di giocare, cerco di insegnare il friulano alla mia gatta che è brasiliana e quindi anche un po' l'accento diverso, quindi bisogna lavorarci un po' e cerco di passare un po' di aneddoti anche sui proverbi friulani, su alcune curiosità, sulla geografia del Friuli, però tutto ecco, cercando sempre di rendere il tutto divertente con un minuto a disposizione e offrendo ecco, un po' di curiosità e un po' di insegnamenti, cercando anche di ricordare come non fare la sbrisciadis, gli scivoloni sull'italiano. Ecco. Ecco, la gatta capisce qualcosa in friulano o no? Sì, la gatta adesso è diventata bravissima, adesso anche parla in friulano, quindi adesso la gatta è super, super, un'alunna che all'inizio faceva fatica, però adesso con un po' di crocchette, un po' di frico, adesso lo parla. Sì, che anche il fricoli funziona. Oggi qui siete in Piazza Primo Maggio per presentare tutte le iniziative dell'Arlef e sentivo i numeri anche ottimi di TikTok che hai raggiunto. Sì, abbiamo dei numeri davvero interessanti che non ci aspettavamo. Il progetto è iniziato per gioco, con qualche video, e poi ha preso appunto una proporzione che non ci aspettavamo, quindi siamo 14.500 followers, abbiamo tantissime visualizzazioni, ormai siamo quasi a 90 video, e quindi ecco, diciamo che è un risultato bellissimo che non ci aspettavamo, ma del quale sono molto felice, molto orgogliosa. Si avvicinano tanti giovani in quel canale in particolare, o si riesce anche a raggiungere un altro tipo di età più alta? Cioè immagino io più dai 10 ai 15, 16, 17, quella è la fascia? Allora, in realtà ritrovo sia dei miei ex alunni delle scuole elementari, ma ritrovo anche persone, diciamo così, di altre fasce etarie, ed è interessante che non ci sono solo i friulani che mi seguono, ci sono anche persone di altri posti che poi commentano e interagiscono proprio sulla somiglianza con altre lingue o altri dialetti, e quindi è molto bello perché è un modo per arricchire, ecco, per conoscere sempre più cose. Il gatto è tuo, immagino. Sì, la gatta sì, sì. Una gatta, è una Sì, sì, è si una chiama? preta, che vuol dire nera perché lei è brasiliana e quindi sì, lei è tutta nera. E tutto nasce perché tu hai questa passione per la gatta, cioè com'è nato il tutto? Allora, il tutto è nato perché nel 2020 ho fatto un corso organizzato dall'IRES insieme all'Arlev sulla promozione della lingua e della cultura friulana, e attraverso questo corso poi ho proposto all'Arlev di fare un canale che parlasse friulano. Loro hanno accolto l'idea, la gatta è entrata per gioco perché mentre registravo poi la gatta si è intrufolata come fanno tutti i gatti, l'idea è piaciuta, abbiamo iniziato con qualche video e insomma adesso siamo qua con tanti followers e con tanto successo. Ecco. Gli animali sono apprezzatissimi, adesso su social che è in TV e ti dico anche che il mio cane è su TikTok, quindi potremo seguirci. Sì, perché non facciamo anche qualcosa insieme? Perché no? Come insegnare al mio Tiago, Perfetto. che è di Primariacco, il friulano. Perfetto, uno dei prossimi video, allora aspettatevi questo video, lo faremo così. Benissimo, ci proveremo. Io Greta ti ringrazio, tu sei sbiele, proprio te, e brave. Grazie, grazie. Mandi. Restituisco la linea a Marco, vediamo se sentiamo anche Alberto, dove è andato. Grazie.